Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il vertice di questa mattina in prefettura a Cosenza per la difesa del mare, protocollo di collaborazione che di fatto mira al contrasto dei reati ambientali. La Regione stanzia risorse per il ripristino degli impianti. Vediamo. Una task force per difendere il mare calabrese e contrastare adeguatamente, queste le parole usate dal presidente Oliverio, i reati ambientali. Gli intenti del protocollo presentato stamattina nella sala della protezione civile della prefettura a Cosenza. Il tavolo operativo e la sinergia tra il Tribunale di Castrovillari, rappresentato dal procuratore Eugenio Facciolla, il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Calabria, la Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, i Carabinieri Forestali e il ROAN della Guardia di Finanza, da combattere il fenomeno diffuso sul territorio degli scarichi. L'obiettivo dichiarato è quello di raggiungere il disinquinamento dei litorali, individuando le criticità che insistono sia sui comuni rivieraschi, compresi tra Cariati e Rocca Imperiale, e sia nei comuni dell'entroterra. Un piano vero e proprio che interessa l'intera Calabria al fine di superare i problemi che puntualmente ogni estate si ripresentano. Il protocollo di oggi e in particolare la collaborazione con la Procura di Castrovillari va nella direzione non solo della repressione dei reati, ma anche nell'individuazione di interventi urgenti per riefficientare gli impianti già sottoposti a sequestro e altri interessati da attività giudiziaria in corso. La Regione inoltre ha stanziato fondi derivanti dal Patto per la Calabria al fine di permettere ai comuni un buon funzionamento degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento. L'importo complessivo è di 7.984.000 euro, di cui 1.315.000 euro destinati alla costa ionica cosentina, includendo anche interventi di smaltimento dei fanghi.